Salve ragazzi, sono qui oggi a commentare una nuova partita avvenuta nel rilievo montuoso tra me e un mio nemico chiamato Judge. A sua volta in questa partita utilizzerò nuovamente i monaci con Naginata a cavallo, che sono davvero molto utili, come ho riferito nel video precedente, contro la fanteria e contro la cavalleria. Eccoci sul campo di battaglia, abbiamo una mappa circondata da diversi laghetti, da un promontorio possiamo definirlo, quindi da un rialzamento del suolo utile per gli arcieri per bersagliare i nemici. Allora, il mio esercito è composto da monaci guerrieri con arco in prima linea, come al solito, successivamente seguiti da 3 unità di lancieri, ovvero Ashikaru Moyari e ausiliari con Naginata, e successivamente possiamo trovare nelle retrovie le 4 unità con katana, le 4 unità di samurai con katana. Sul frontone sinistro abbiamo le 3 unità di cavalleria di monaci guerrieri con Naginata che cercano di aggirare il nemico sul fianco sinistro, mentre possiamo vedere che l'esercito del nemico non possiede arcieri, infatti è composto da samurai con katana in abbondanza, anzi no, solo da samurai con katana. Credevo che questa unità fosse un'unità di lancieri, e il generale ovviamente. Allora i miei arcieri iniziano a bersagliare il nemico perché volevo conquistare questa collina, ma mi sono reso conto che sarei riuscito a conquistarla poiché il nemico risultò molto veloce nei miei confronti. Comunque inizio a bersagliare il nemico nonostante metto una formazione allargata, quindi per evitare le perdite all'interno della schermaglia. E intanto la mia cavalleria di monaci si scontra con la cavalleria con Yari che aveva nascosta nel boschetto e che mi sono dimenticato di citare, ed ecco che infatti ottiene degli ottimi risultati, che infatti la manda in fuga, mentre avviene lo scontro tra le unità nemiche e le mie unità con katana, mentre i miei monaci guerrieri con arco continuano a bersagliare il nemico. Ecco qui. E intanto vediamo che il nemico possiede 2 unità di cavalleria con Yari sul frontone destro, che non mi ero accorto di esse, e infatti cercano di aggirarmi sul frontone destro, ma appena i miei monaci con Naginata hanno vinto il duello, come possiamo chiamarlo, sul frontone sinistro, si avvicinano al frontone destro per difendere il mio esercito. Intanto il nemico riesce a sfondare il lato destro e praticamente fa avvenire uno scontro tra i suoi samurai con katana e i miei Shikaru Koyari, che sono in netto svantaggio, ma aiutati dagli arcieri cercano di ottenere ottimi risultati. Intanto avviene un altro scontro nel frontone centrale tra le truppe rimanenti di katana con le truppe di katana del nemico. Vengono caricate dal generale e infatti subiscono notevoli perdite perché il loro morale viene diminuito di 3 a causa della maschera in questo momento non ricordo come si chiama, comunque diminuisce il morale di 3 al nemico e aumenta il morale dell'avatar di più 3. E intanto i miei arcieri cercano di bersagliare il generale nemico, mentre i miei monaci tornano dalle retrovie del nemico, quindi per aiutare la mischia dei miei spadaccini contro i samurai con katana nemici che stanno avendo la meglio. Intanto i miei arcieri continuano a bersagliare l'esercito nemico, maggiormente il generale, ed ecco che la mia cavalleria di monaci, sfruttando la pendenza di questo rialzamento, carica i nemici che si ritrovano in grande svantaggio. Intanto altri samurai con katana caricano i miei lancieri che non hanno speranza contro i samurai con katana, perciò devono essere aiutati da questa cavalleria di monaci che in qualche modo cerca di aiutare la mischia alleata. Così riesco a mandare in fuga le unità rimanenti di katana e sposto il mio esercito sul frontone sinistro per mandare via questi samurai con katana che stanno dando davvero molto fastidio. Intanto la cavalleria Goyari si allontana sul rilievo montuoso e viene bersagliata dagli arcieri, mentre si scontra con la cavalleria di monaci con Naginata. Nel frontone centrale possiamo vedere lo scontro tra le mie unità di katana e le unità di katana del nemico, ovvero è rimasta una sola unità che è circondata dalle mie unità di spadaccini e non ha molte possibilità di vittoria, infatti il morale comincia a vacillare.
La cavalleria Goiari è in leggero vantaggio anche se circondata da un intero esercito, infatti si demoralizza e fugge. E mentre anche le unità di samurai con katana rimanenti fuggono, il generale nemico è morto nella mischia e ho riportato un'eccellente vittoria anche contro questo nemico. Grazie a tutti per la visione, qui è Draven Helgen, ciao a tutti.